Buon pomeriggio signori, eccoci tornati su Crusader Kings 2. Allora, la situazione è disperata, guardate. Abbiamo la peste nera che ci sta veramente falciando. Abbiamo, voilà, l'esercito che è messo veramente male. Abbiamo i nemici, inferiori a noi tra l'altro, che ci stanno assediando una città. E noi ormai siamo, anche se siamo superiori, non riusciamo a tenere nessun comandante, quindi le nostre legioni ormai sono praticamente allo sbando. Tra l'altro loro sono sulle montagne, quindi adesso non possiamo neanche attaccarli. Ragazzi, un disastro, un disastro. L'unica cosa che potremmo fare è andare di qua e tentare di salvare la situazione riprendendo la nostra capitale, perlomeno il forte. Intanto ci sono altri nemici che si assediano. L'unica cosa che possiamo fare noi è aspettare, grazie alle alleanze che ho fatto, dei rinforzi. Vedete che stanno arrivando e magari con quelli qualcosina riusciamo a combinare. Però ragazzi, veramente una situazione tragica. Tanto i bizantini ci hanno occupato dei territori. Montagne, no. Andiamo a liberare la capitale, o perlomeno quello che è stato preso qua. Vediamo la peste intanto a che situazione sta. Ciao, ci vuole ancora un pochino perché passi. Tanto si sta diffondendo anche al nord. Tremeranno anche i signori del nord. Attenzione. No ragazzi. No ragazzi. No ragazzi. Allora vediamo se sta guidando le armate il re. Però ragazzi è una brutta roba. Allora vediamo se faccio così. Sono le uniche armate che potevo sollevare. Ok, va bene. Vediamo se riesco a recuperare qualche campione, qualcosa. Ma che non ce n'è neanche uno, ragazzi. Niente, continuiamo così. Tra l'altro c'è appena morta la moglie. Un disastro questa campagna. Dove sono i nostri alleati, io vorrei dire. Dai ragazzi, arrivate. Ok, bene. Vabbè, ma no, però forse aspettate. Un po' a cardiopalma. Attenzione, ci hanno messo in fuga. Ma invece potevamo vincerla, ragazzi. Potevamo vincerla. Allora, guardate qua, esatto. Niente. Costantinopoli è andata male. Cerchiamo di vincere almeno questa guerra, questa mini guerra, dai. Ci danno vittoriosi. Vediamo un po'. Che disastro. Andiamo a liberare la capitale, perché qua è ancora montagne. Attenzione, entriamo anche noi. Se no non ce la fanno questi idioti. Il nostro nipote. Abbiamo una nipote che è ambiziosa, affettuosa. Allora scusate, segna un tutore. No, io voglio essere il suo tutore. E le diamo. Wow. Ragazzi. No, diamole di educazione diplomatica. Wow. Non posso. No, non posso. Allora, entriamo prima che. Ok, siamo entrati. Ok. Benissimo. Siamo sconfitti. Andiamo a riprenderci la nostra capitale. Tanto la peste, vediamo dove. Ok, perfetto. Sta pian piano sparendo, ragazzi. Con un depopolamento mostruoso. Abbiamo il prestigio sotto i tacchi. Un disastro, ragazzi, un disastro. Intanto qui chi è che si è. Il regno di Napoli. È venuto in Grecia il regno di Napoli. Interessante. Europa occidentale devastata.
È un bel casino. Allora, un messaggio ci dice di prendere la nostra cortigiana. No, rifiuto. Anzi, sono io che devo cercare moglie. Guardate ragazzi, i fratelli, tutta la famiglia sterminata, sono l'unico rimasto. Chi è questo? Mio vassallo addirittura. Ah già, perché qui le donne non possono... è vero, non possono succedere. È interessante. La regina di Bulgaria è una bambina. Scusate, vediamo un attimo. Tra lei e... accetterebbe, no? Con me non accetterebbe. Allora, occupiamoci di questa guerra e poi dopo ci pensiamo tutto il resto. Ok, ok. Allora, difensori sono 41, direi che possiamo anche attaccarli. Perfetto. Allora, andiamo subito a prendere i nostri nemici. Allora, vediamo adesso se la peste è passata. Vediamo. No, non ancora, nei nostri territori perlomeno. Ma a breve succederà. Guardate qua l'impero bizantino, porca miseria, oh. Non molla, non molla la presa. Non molla la presa. Nessun erede. Allora, vediamo se riesco a prendere qualcuno. Qui sono bambini. Vediamo, signori. Questa doveva essere mia sposa, mi sembra, ma è andata male. Vediamo se c'è qualcuno di più alto rango che mi può dare qualcuno di... ma tutti piccoli. Perché sono morti tutti, ragazzi. Incredibile. Vediamo un attimo. Ecco, qua forse ci sono gli unici anziani per ora. Ah, non ha delle brutte caratteristiche. Però quanto ha? 8 anni, io ne ho 24. Un po'... vediamo, Serbia. 9 anni. Già un anno in più. Età 2 anni, vabbè. Vediamo Ungheria. Anche se gli ungheresi sono cristiani proprio pesanti, eh. Ma che? Qui chi c'è? Ah. Guardate, guardate, guardate. Ah, febbre. Ma sì, prendiamoci lei. Allora, combina matrimonio, ti sposi con me. Non accetterà la tua offerta perché probabilmente è ultra cristiana, ok. Vediamo il despota. Ah, è anche omosessuale, quindi no. Qui che abbiamo? Re di Cipro. Marito, questa ce l'ha. Vediamo il re di Cipro se ci dà... sì, un'altra no, sono tutti morti. Ragazzi, è un problema qui, è veramente un problema. Vediamo loro. Ah, il doge questo, però. Vediamo il doge. Attenzione, tra l'altro Venezia... no, Venezia c'è ancora, ok. Niente, tutti morti. Mamma mia, che strage, ragazzi. Vediamo il regno di Napoli. Attenzione, interessante. Interessante. È depressa. Però è incornata al papa. Scaltra, onesta. Però casta. Niente ragazzi, non riesco a trovare qualcuno veramente. Ah, aspettate. Lei, ma lei è già... è anche incinta. Se però il marito morisse... proviamo. Già di base ha una buona efficacia. Ma non mi supporterebbe nessuno. Vediamo qua sulla costa se c'è qualcuno. Wow, tutti maschi. Ma che cazzarola. Vediamo. Lui sono tutti piccoli. Ma che? Poi andiamo sugli stati minori, ragazzi.
Ma niente, niente da fare, oh. Questo serve un bel colpo, ma no. Vediamo loro a questo punto se hanno... Eccola qua. 37, 16 in marziale, crudele, timida, dotta, fanatica. È sunnita, eh? Ma sì, prendiamocene in moglie, dai. Almeno sono sposato con qualcuno. E lei... Aspettate. E adesso vediamo a finirti la guerra. No. Seguiamo le armate in battaglia. Adesso possiamo reclutare dei personaggi, vediamo. Adesso che la peste è passata, giusto? No, non ancora. Porca miseria. Porca miseriaccia. L'esercito nemico è andato. No, ragazzi, abbiamo Bisanzio che sta... No, è in guerra anche Bisanzio. Prendiamoci l'obiettivo. A questo punto congedo le leve, perché tanto... Attenzione, cosa... Sono ritornati quindi sul luogo, ok. Ok, praticamente i miei alleati stanno facendo il bello e il cattivo tempo, ottimo. Quasi quasi concederei le leve. Allora, aspettate un attimo perché il consigliere... No, ok, mi mancano delle figure. Tipo... Lui potrebbe essere... Meno 48, mi odiano tutti, ragazzi. Periodo di peste non ha giovato. Allora, mettiamo lui a questo punto. Il capo delle spie chi potrebbe essere? Meno 65, ma non si fida. Mettiamo lui, wow. E... Inviamo un dono. Ah, di 14. Vediamo se trovo qualcun altro che mi vuole un po' bene, ma non ce n'è uno che mi vuole bene. Va bene. Allora, diamo un dono. Per ora la abbassiamo a 47. Vabbè, vediamo. Mamma mia, ragazzi, quanti spopolamenti di città. Fatemi vedere adesso. Ok. Ok. La peste sta passando. Allora, cerchiamo di archiviare questa vittoria qua. Questi 100 uomini glieli lascio. Così i vassalli sono più ben disposti rispetto... Cioè, per me. Mamma mia, ragazzi. Che strage. Allora. Ovviamente in viaggio la regina. Mamma mia, spopolamento. Massacro. Allora, chi è? Una mia amica. Allora, posso perdere prestigio, no? La chiamiamo il bello. Cioè, la bella. Tuo suocero Batu è memoria di peste bubbonica. Sempre meno gente in famiglia. Dio, questi quanto sono? Allora, aspettate. Facciamo così. Recuperiamo recuperiamo le leve. Qua non posso ancora promuovere un comandante. No, nessuno. Vediamo titoli minori se riesco a promuoverlo da qui qualcuno. Esatto, adesso riesco, ok. Tu congedo. Poi tu e tu. Ok. Adesso almeno 3 comandanti.
aspettate, aspettate. Allora, Ridvan, opinione di Ridvan sul sultano Murad cambia di 50. Mio cortigiano, va bene. Wow, molto forte. Allora, facciamo che lo... allora, aspettate, lo facciamo... No, 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 scusate, è già comandante, ok. Allora, uniamo più le armate e gli diamo il controllo. Diamogli a questi 3 personaggi di queste armate qua. Vediamo, ok, non ci attaccano. Ok, intanto ci stiamo rinforzando, benissimo. Ok. Reggente, metto il mio Gran Visir. Ok ragazzi, siamo tornati in una situazione normale. Abbiamo passato la peste, perfetto. Adesso dobbiamo distribuire un po' di titoli. Allora, tu sei il Timarò. Ok. Ok. Compassione, compassione. È anche un bel personaggio questo, effettivamente. Potrei dargli qualche titolo in più. Potrei, ma non lo farò. No, adesso qualcosa, vediamo se riesco a dargliela. Magari non a lui, però. Vediamo se c'è qualche... No, ok, sono tutti occupati, ok. Consolidiamo l'esercito. Bene. Dai che magari una guerra la portiamo a casa. Oh, non mollano, Non mollano, signori. Non mollano. Qua è montagne. Ok. Ho abbastanza denaro per assoldare anche una compagnia di mercenari. Vediamo questi dove vanno. Vengono da noi. Vengono da noi. I nostri alleati si tolgono, quindi ci togliamo anche noi. Ci togliamo anche noi e a questo punto ci prendiamo una compagnia di mercenari. Allora, reclutiamo un po'. Però a parte questi, noi ci prendiamo dei mercenari. Allora, vediamo un attimo chi possiamo assoldare. Qualcuno che costi poco. Questo ha 4000 uomini. Effettivamente ne bastano anche 5000 a me. Questo 150. Allora, questo costa 140. Vediamo uno che costa meno, se c'è. No. Però ne ho visto uno a 150. Questo c'ha 7000. No, scusate, 175 questo qua. 5000 uomini. Allora, lo assoldiamo. E lo mandiamo qua. Con la sua compagnia di mercenari. Allora, adesso siamo ancora deboli. No. Lo lasciamo qua. Qua ci sono pianure. Dobbiamo aspettare che l'armata nostra si riorganizzi un attimo. Allora, il mio vassallo, un capo del Quiddi, vediamo.
Allora, che me lo propone? La mia cortigiana, che è la mia amica. Allora, fatemi vedere. No, ma l'imam. Quadi, capo quadi. Scusate, chi è il capo quadi? No, no, no. No. Attenzione alla rivolta. Maledetti traditori. Dov'è la rivolta qua? E sta sul deserto. Allora, vorrei occuparmi della rivolta, però non sarebbe male occuparsi della rivolta. Allora, consolidiamo. Allora, quanto siamo messi? 84. Allora andiamo a smashare un po'. Sì, 10% va bene, ce lo possiamo permettere. Andiamo a fare un bello smash qua. E poi andiamo dalla rivolta. Ok. Ragazzi, forza. Forza, forza. Adesso la peste è arrivata nell'Europa del Nord. Ragazzi, forza. Oh, bravi. Perfetto, abbiamo anche catturato qualcuno. Adesso andiamo a vedere chi è che abbiamo catturato. Allora, fatemi vedere se ci può fruttare qualcosa. Prigionieri. Chi è? Borgomasto di Antiochia. Allora, c'ha 50 anni. Allora lo voglio riscattare. A Fitz. Quindi riscatta un prigioniero per 25 pezzi d'oro. E un buon comandante no. Allora lo facciamo subito. Quindi riscatta il prigioniero. Via, inviamolo. Ci abbiamo 25 pezzi d'oro che non ci fanno mai male, anche perché costano adesso al mese mantenere tutto questo esercito qua. Noi intanto stiamo recuperando forze. Ok. Titoli persi. Ho capito, i titoli saranno persi perché non ho figli. Non capisco perché stia... No, sta a corte questa. Perché non mi dà figli? Ma ragazzi, adesso però... Bene tutto, però non posso... No, vediamo se questa qua... Ma che... Ma che ragazzi, ma che... Ma che ne trovassi una, guarda qua che strage. Le propongo di diventare concubina, ragazzi. Andiamo avanti. Chiudiamo questa guerra, dai. Ok, sconfiggiamo questo esercito qui. Allora, fermi. Poste richieste. Andiamo qua. Ok. Prigionieri ottomani. Wow, questo è un genio però, eh. Il genio ha delle statistiche bassissime. No, questo lo gettiamo nelle segrete. Scusate, io posso farlo? No, sono fiducioso. Sono fiducioso. Allora io mi fido che lui... allora, vediamo un attimo. Lui lo possiamo liberarlo, giustizia. No, lo teniamo in prigione. Lo teniamo in prigione per adesso. Facciamogli fare un po' di prigione. Guardate qua ragazzi che roba. Questa è una rivolta. Allora, il mio cortigiano. Fatemi vedere. Wow, questo è un buono. Allora, è un comandante. E non ha, però, non ha niente. Allora, per il nostro amico...
comandante. Questo qua, che non ha niente. Allora, sì, no, diamogli un titolo terriero. Ho sceccato Europolis. Sceccato Iopolis. Dove sta? Che ragazzi, ne ho troppi. Ne ho troppi. Allora, come stavo dicendo, posso dargli sceccato Iopolis, che sono andato a vedere è qua. Quindi questo lo possiamo dare. E adesso lo diamo al nostro condottiero. Gli avrei fatto anche sposare una figlia, ma non ce le ho. Quindi gli diamo... Allora, lo facciamo sposare, vediamo. Matrimonio con chi lo possiamo... Con la mia amica. Con la mia amica lo facciamo sposare, sì. E poi gli diamo il terriero. Gli diamo lo sceiccato. Così avrò meno vassalli che ci vorranno farmi la pelle per prendermi i territori. Ecco, vedete, buono, sono risultati tutti positivi. A questo gli diamo un dono 23. Va bene. E lui che... Confidiamolo in titolo onorifico. Gli diamo... Diamo assaggiatore. Invece di lui mi fido molto e quindi gli diamo, visto che sono fiducioso, conferisci il titolo onorifico, gli diamo il coppiere. Maresciallo che 11, abbastanza mediocre direi. Tra l'altro ha il tifo, ok, quindi probabilmente erediterò anche, perfetto. Ok, poi metterò lui che mi vorrà molto bene, immagino. Lui metterò poi come nostro... come mio maresciallo. Intanto facciamo muovere guerra qua. Allora mi costano troppo, quindi tentiamo un assalto. Grande, grande il re. Bene, ok ragazzi, adesso ci curiamo. Siamo il morale. Ok, possiamo avanzare tecnologicamente. Facciamo navale, costruzione, pratica commerciale, fortezze, città. Dovremmo fare fortezze, visto che un po' di soldi ce l'abbiamo. Facciamo fortezze, ok. Nessun erede. No, no, ce l'abbiamo l'erede. Dominio troppo vasto, va bene. Ok, intanto sto migliorando le relazioni con tutto il mio consiglio, perfetto. Allora, diamogli ancora una botticella. Intanto questi hanno preso un altro territorio. Oh, incredibile. Diamo un'altra botticella. Incredibile. Sta guidando il mio cognato. Ok. Bene, bene, bene. Buon auspicio. Attacchiamo. Ok, ok, perfetto, 100%. Offro la pace. Impongo le richieste. Ragazzi, mamma mia, che puntatina, che puntatina. Allora, disbandiamo le mercenari e anche le nostre unità. Adesso dobbiamo curarci le ferite. Qui, ragazzi, guardate, abbiamo ancora i rimasugli della peste, ragazzi. Una strage. Veramente una strage. Tra l'altro c'è una malattia. Sì, guardate. Vale. Cos'è? Tifo sarà. Infatti. Allora, chiamiamo un medico di corte. No, non possiamo ancora prenderlo, va bene. È un bel casino, ragazzi. Un bel casino. Dai.
pian piano, poco alla volta, ci stiamo espandendo. Il problema sono l'impero ottomano, ragazzi, che... Scusate, scusate, è il Basileus, che è veramente una spina nel fianco. Tra l'altro, quante armate c'ha? 4008, ragazzi. Cioè, noi non abbiamo... Non abbiamo neanche... Quante ne abbiamo noi? Pff, niente, praticamente. Rispetto a lui. È molto forte il Basileus, devo dire. Allora, ok. Borgomastro. Ok, male, male, male. Potremmo mettere lui che comunque ha delle buone caratteristiche. Sì, mettiamo lui. Abbiamo fatto crescere quest'uomo, eh. Allora, i bambini... Io vorrei adottarla. Non si può, no. Allora, gli diamo sempre educazione diplomatica. Sì, e poi gli facciamo anche da tutore. No, devo essere io il suo tutore. Mi piace stare con i bambini, sono fiducioso nel futuro, visto che il futuro è stato una merda con noi. Allora, lui da solo? Ah no, ok, questo è il suo signore. Allora, se io gli dichiarassi guerra... Allora, potrei prendere il titolo. Mi costerebbe 2 di pietà al mese, potrei permettermelo effettivamente. 1.2. E quanto è? Quanto è? Fatemi vedere. Allora, aspettate un attimo, scusate. Ah, ok, sono tutte montagne, ok. E quanto è effettivamente lui? Ok, non ho neanche figli, non ho niente per poterli... Non ancora perlomeno. L'opinione di me è brutta. Questo erede qua. Questo sarebbe il mio erede, superbo, codardo. Un bel personaggino. Allora. Ah, bel personaggio questo. Non so se avete visto le caratteristiche comunque, ragazzi. Decadente, si nasconde, grasso, cinico, timido, disonesto, goloso, ubriacone, ragazzi. Ce le ha tutte addosso. Allora, diamo... Questo è anche un bambino, ragazzi. Non mi sembra neanche un fenomeno. Dichiariamogli guerra. E ci prendiamo il titolo di Amorion. Ah, non posso. Ah, devo avere una pietà uguale a 50, ok. Allora, diamo le ultime... Allora, aspettate perché abbiamo ereditato anche un altro titolo. Attenzione. Allora, mettiamo a posto i titoli. E poi vediamo cosa fare. Lui è un mio vassallo. Wow, molto forte in marziale. Perché me lo mette? Ah, come maresciallo. Va bene. Del Timarò. Ah, ok, questo è il Timarò. Ok, allora. Vediamo se riusciamo a dare qualche terreno a qualcuno dei miei comandanti. Che mi hanno servito bene, dai. No, questi no, perché mi odiano. Questi tre. Un altro comandante non ce l'ho. Allora, lui che è sposato con la mia amica a questo punto. Guardate, adesso è contenta. Vabbè, te credo. Allora, lui potrei dargli ancora qualcosa, vediamo. Che è un titolo terriero. No, Belic voglio essere io. E gli diamo anche questo qua. Diamo anche questo qui. Quindi è il Timaro di due posti diversi. Facciamo crescere la sua influenza all'interno del regno, ma penso che sia la mossa giusta per tenermelo buono. Attenzione, ho un figlio, signori.
Contentissimo, gli diamo orgoglioso. Contentissimo, si chiama Saltucca. Ci piace Saltucca. Allora, fatemi vedere una cosa. Lo voglio assolutamente fare il tutore io, assolutamente. Allora, qui no. Allora, vediamo un attimo dove io faccio il tutore, perché Pupilli, una delle due aveva, la prima, aveva delle skills. Ah, micrania, fiduciosa, ambiziosa. Aveva delle skill niente male. Fatemi vedere questa. Dolori addominali, anche questa è bella, bella forte. Allora, segna un tutore. Allora, potrei fare in tendenza, no. Questa è forte, è dotta, quindi segna un tutore. Vediamo qualcuno di dotto. Tipo lui. Ok. Ok, adesso prendo mio figlio. Segno un tutore. Voglio che sia io ad addestrarlo. Ok, va bene. Allora ragazzi, questa è la situazione. Finalmente la peste è passata. Ci siamo ingranditi appena appena, ragazzi. Per i nostri competitori diretti è Bisanzio. C'è niente da fare. Nella prossima puntata cercheremo di trovare una buona alleanza, un buon partito per nostro figlio e vedere poi cosa riusciamo a fare poi nel futuro. Vediamo gli ottomani quanto riusciranno a espandersi in questa partita, che ormai è agli sgoccioli, ma l'avevo detto sarebbe stata una partita breve. Purtroppo le malattie non ci lasciano, abbiamo il tifo, guardate, che ci sta massacrando. Partito probabilmente da Bisanzio. La peste è ancora in giro, guardate, guardate quanto si sta diffondendo al nord, ragazzi, un macello, un massacro. Però la parte geopolitica adesso è un po' più rilassata e possiamo giocarcela un po' meglio. Vedremo nel prossimo episodio. Comunque secondo me io ho l'immunità. Boh, vabbè. Ciao ragazzi.